nella gara relativa alla Coppa del Mondo FEI di salto ostacoli, perché qui invece abbiamo i nostri 4 eroi, tutti veneti, perché hanno vinto proprio giovedì, ultimo giorno di gare, la 40ª edizione della Coppa delle Regioni Under 21, hanno trionfato davanti a Lombardia e Sicilia. Beatrice Grippo, allora com'è andata questa gara? Allora, io sono Beatrice e appartengo alla società ippica del Pestrino. Abbiamo vinto l'oro giovedì alla Coppa delle Regioni. È stata una gara emozionante e anche divertente e io e la mia squadra siamo riusciti a ottenere il miglior risultato che si poteva ottenere. Vogliamo ricordare soprattutto che tu non sei nuova a grandi importanti risultati, già nel 2013 avevi vinto la Coppa delle Regioni. Per me è il terzo anno che sono qui a partecipare alla Coppa delle Regioni per il Veneto e già 2 anni fa avevamo ottenuto il miglior risultato e quest'anno abbiamo di nuovo vinto e ogni anno però è un'emozione nuova, è un'emozione diversa anche perché la squadra era tutta composta da nuovi componenti, quindi diciamo che va sempre bene. È andata bene naturalmente a Beatrice, ma anche a Alice Ulisse e Filippo Bucciarelli, che oltretutto vantano anche un altro importante risultato nel vostro palmarès, che è... Abbiamo vinto anche noi la Coppa Piazza di Siena nel 2013. Io e Filippo facevamo parte quindi della stessa squadra e anche lì siamo stati, diciamo, molto combattenti e abbiamo vinto anche là. Filippo, e questa gara allora com'è stata? Queste regioni erano abbastanza agguerrite. Sì, ci siamo concentrati sin dall'inizio perché già sulla carta si vedevano le regioni favorite e per fortuna è andata bene, dai. Diciamo che abbiamo lottato fino all'ultimo e concentrandoci siamo riusciti ad ottenere il mio risultato. L'esordio è invece di Francesco Rossetto, che per la prima volta nel team si approccia a questo importante evento delle gare, subito entrato nel team Veneto e subito questa importante vittoria. Ti ha emozionato? Sì, per me è stata molto emozionante come gara, una bella esperienza, possibilmente da ripetere. La squadra? Super squadra, super forti, i migliori, ovviamente. E allora, per raccontare anche questi risultati, io intanto passo davanti ai nostri splendidi ragazzi, c'è anche il presidente del Comitato Veneto della Federazione Italiana Sport Equestri, Maria Vittoria Valle. Che dire, un grande risultato, dimostrazione che non c'è solo un grande movimento equestre relativo ai maneggi, ma soprattutto anche un'attività agonistica di primo piano. Sì, indubbiamente. La nostra squadra ha dimostrato in questa edizione di essere veramente la più forte, con 0 penalità agli ostacoli, una penalità sul tempo, abbiamo portato a casa 8 percorsi meravigliosi e credo che i nostri ragazzi abbiano interpretato al meglio quello che ho già detto nel 2013 e che anche allora hanno interpretato al meglio con Beatrice Grippo allora. Che l'importante è partecipare ma l'essenziale è vincere, con la loro determinazione e la loro grinta hanno fatto anche quest'anno ad anni dispari, noi evidentemente ci riproponiamo e quindi una grande soddisfazione che è il lavoro dei loro tecnici personali, perché indubbiamente il risultato d'eccellenza ottenuto oggi, oltretutto Alice Ulisse anche è stata prima nella categoria di stile, cioè nella qualifica di stile che era inserita nell'ambito di questa Coppa Under 21, quindi vuol dire che i nostri tecnici lavorano molto bene sul territorio con grande professionalità, merito anche del tecnico selezionatore Antonio Tabarini e del capo equipe Gilberto Sebastiani. Quindi un grazie a loro che sono stati i protagonisti indiscussi di questa edizione. Una testimonianza doverosa quindi anche di questo Veneto agonistico che dunque brilla ed eccelle anche a livello giovanile. Vi dicevo che poc'anzi